Buonasera, mi chiamo Salvatore Straco e faccio parte del collettivo anticapitalista l'altra volta, così, dopo l'assemblea di Santa Giusta, mi è venuta un'idea, tentativamente un'idea, una riflessione, facevo questa riflessione. Se noi avessimo avuto un governo serio, un governo di persone normali, ragionevoli, non avremmo fatto neanche quella riunione. Perché è un dato di fatto che in tutto il mondo si cerca di uscire dal nucleare. Solo in Italia, per fare un favore a qualche amico o a qualche industria, si cerca invece di produrre, o almeno si firmano accordi per la costruzione delle nuove centrali. Io penso un'altra cosa, penso che ancora, e questo mi sembra che averlo già detto, che in Sardegna il pericolo del nucleare, della costruzione di una centrale nucleare, sia relativo perché anche economico, se non altro. Il fatto che del trasporto dell'energia prodotta, che verrebbe prodotta in Sardegna, a esportarla, visto che la Sardegna è già autosufficiente per l'energia che produce e che non è una regione dove le industrie sono energie onnivore, e allora praticamente sarebbe antieconomico. Però il pericolo grosso è quello delle scorie, e dello stoccaggio delle scorie. E penso che è soprattutto lì che dobbiamo concentrarci, non solo lì, perché appunto, come dicevo, non avendo un governo ragionevole o delle persone ragionevoli al governo, è tutto possibile. È possibile veramente che si sognano di formare una centrale. Peraltro non mi prolungo, volevo dire solo una cosa riguardo l'aspetto organizzativo. Riguardo l'aspetto organizzativo, io sono convinto che nel comitato dovrebbe entrare almeno un rappresentante per ogni associazione così.